Con Roberto De Angelis, dopo la sconfitta del suo De Angelis contro la Roma Calcio 8, di fatto c'è stata più Roma in campo, soprattutto nel primo tempo. Non siete riusciti a rientrare in partita e a sfruttare quelle occasioni che la Roma vi ha concesso, perché oggi la retroguardia giallorossa ha fatto veramente una gran partita. Hanno fatto, ecco, hai detto bene, hanno fatto una gran partita alla retroguardia giallorossa e non mi pare che hanno fatto tutta questa partita superiore a noi. Sono stati più bravi, sono stati più cinici, hanno tenuto più cervello di noi siamo rimasti in sé in campo per episodi brutti che non mi piacciono, anzi chiedo scusa di questi episodi che a me non mi piacciono. Se prenderanno una giornata saranno tre, perché poi due gli do io. E faccio i complimenti alla Roma, dell'arbitraggio non parlo, se no come dice il Cottini ci aiutano, scippiamo, ecco qui questa è la partita di stasera. Vabbè, forse ci hanno ragione, se non ci aiutano non vinciamo, devo dare ragione al Cottini. No, bisogna ogni partita a sé, questo è un campionato, ho sempre detto, a livello alto. Stasera sono stati molto più bravi loro, hanno vinto 3-0. È giusto il punteggio così, ci abbassiamo la testa e lunedì affrontiamo il Toni Ponzi. Rientreranno parecchi giocatori, stasera ci mancanti 6-7 giocatori fondamentali, veramente ci mancavano tanti giocatori, perciò forse abbiamo pure poco 3-0, secondo me meritavano pure di più. Abbiamo già risposto sul Toni Ponzi, quindi ringrazio Roberto De Angelis.